Bene Giusy, con Giusy trascorreremo tutta la nostra puntata, come tu saprai, almeno spero, poi dopo ti chiedo se guardi Sardegna Canta, noi mandiamo dei pezzi di repertorio della nostra trasmissione e ora ci vediamo insieme il gruppo folk di Buduso in Subalumano. No, il pianoforte no, mi accompagno alle opere, le studio, le faccio studiare, però ecco, sto riprendendo adesso a studiare un po' il pianoforte perché fra l'altro ho un progetto di fare un concerto con prima parte pianistica e seconda vocale. Cioè io metto lo spartito, suono, canto. Da me ed è veramente un rapporto diretto, poi vado da un ripassatore che mi aiuta, ovviamente si ha bisogno poi di staccarsi, non posso cantare solo le Salutiamo in Attia Sardegna e noi andiamo in uno dei teatri che ha visto protagonista la voce di Giusy. Quindi la tua voce qui in Sardegna è stata protagonista anche se poi tu prevalentemente lavori fuori dalla nostra isola. Sì, infatti. Tengo a precisare che l'ho inaugurato insieme a Bernadette Maca di Nissa, un'altra straordinaria cantante sarda, una messa di Rossini. Sì. So che è una domanda forse un po' banale, però la curiosità penso venga a tutti. Qual è l'opera che hai preferito interpretare, quella che ti ha dato di più? O che hai sentito più addosso? Sì, senz'altro La Traviata perché è quella che poi ho cantato di più, perché ne ho cantato 36 edizioni in tutto il mondo, perciò insomma è sempre un'opera che mi ha dato molte soddisfazioni, ma anche il Rigoletto, la Sonnambula, tante altre. Diciamo che con Traviata mi ci identifico di più. E invece l'ultima fatica? È la Bohème. Qui che era stato un grande onore poterla intervistare, mi aveva dato anche fiducia, positività, energia, perché il suo modo di comunicare, di trasmettere le cose era molto diretto, molto semplice, ma anche molto centrato. Adesso sono anche molto contenta di farvi dare il benvenuto dalla direttrice, la professoressa Elisabetta Porrà, che sarà lei a darvi ufficialmente un po' il benvenuto e ad aprire questa serata.